Immagina un mondo in cui la squisita maestria di generazioni semplicemente svanisce. Gli antichi mestieri della Sardegna, intrecciati da secoli di tradizione, sono oggi sull'orlo della scomparsa. Mestieri che non si imparano sui libri, ma guardando, ascoltando, ripetendo gesti millimetrici tramandati di padre in figlio, di madre in figlia. La domanda che ci tormenta è questa: possono gli strumenti della nostra era moderna, l'intelligenza artificiale, i social media, i mercati digitali, salvare questi saperi antichi? Oppure rischiano di accelerarne la fine, cancellando per sempre un'anima culturale unica e ripetibile? Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi culturali più drammatiche della sua storia recente. E credimi, la risposta non è semplice come sembra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Prima di partire iscriviti e lascia un like. Scopriamo insieme come salvare i mestieri sardi prima che scompaiano. Come piace fare a me, inizio a parlarti dei numeri. E i numeri raccontano una storia molto preoccupante. Al primo trimestre del 2025 la Sardegna conta 33.718 imprese artigiane, il 20,3% del totale delle imprese regionali. Sembra un dato solito, giusto? Un tessuto produttivo che genera circa 2,5 miliardi di euro in valore aggiunto, quasi l'8% della ricchezza dell'isola. Ma dietro questi numeri si nasconde una realtà molto più fragile. Nei primi 3 mesi del 2025 abbiamo registrato 637 nuove iscrizioni contro 821 cessazioni. Il saldo è negativo di 184 imprese. È il peggiore degli ultimi 5 anni. Non è un'anomalia passeggera, è un trend che sta accelerando il declino dei mestieri manuali. E se allarghiamo lo sguardo agli ultimi anni, il quadro diventa ancora più drammatico. Secondo la CGIA di Mestre, la Sardegna ha perso oltre 10.000 artigiani. 10.000! Non è solo un numero economico, è una perdita culturale devastante. Perché quando scompare un artigiano, spesso scompare anche il sapere che custodiva. Il 2024 ha segnato un punto di svolta ancora più grave. Dopo anni in cui le imprese artigiane crescevano, tutto si è fermato. Il saldo positivo? Solo 35 nuove imprese. L'anno prima erano 442. Siamo crollati da 442 a 35. È come se qualcosa si fosse spezzato. L'artigianato artistico tradizionale sta affrontando una crisi strutturale senza precedenti. Parliamo dei tappeti tessuti a mano, delle bisacce in cuoio, della ceramica lavorata al tornio, dei gioielli in filigrana. Un calo dello 0,3% nel 2024 può sembrare poco, ma nasconde una realtà ben più grave: la mancanza totale di ricambio generazionale. I settori più colpiti sono il manifatturiero, che rappresenta il 17,4% della crisi, e il commercio artigianale, al 24,7%. La stragrande maggioranza delle imprese artigiane sarde è composta da micro e piccole strutture, spesso con meno di 9 addetti. La dimensione media resta bassissima, 2,4 addetti per impresa, troppo piccole per competere con le produzioni industriali low cost che arrivano dall'Asia e dall'Est Europa. Solo il 12% dei giovani under 30 entra nei laboratori tradizionali, 12%. La moda artigiana ha perso 8,7 miliardi di ricavi in Italia nel 2024, con un impatto sardo amplificato dai dazi statunitensi, dalla crisi dei consumi e dall'inflazione delle materie prime. La lana sarda è aumentata del 25%. Senza eredi, tecniche secolari come l'intreccio delle bisacce o la tintura naturale dei tappeti rischiano di interrompersi entro 10 anni. Non è un'ipotesi apocalittica, è una proiezione realistica. Parliamo dei tappeti sardi, quelli veri, tessuti a mano con lana locale di pecore sarde, cotone, lino e canapa. Usano tecniche uniche che non esistono da nessun'altra parte al mondo. I pibiones, quei grumi tridimensionali che creano una texture terrosa inconfondibile. I mattonisi con i suoi motivi geometrici squadrati. Il dentes, i denti di sega. Il battoro in posta, la tessitura piatta. I centri principali sono Samugheo, in provincia di Oristano, famosa per i pibiones con tinture naturali ricavate da piante come la quercia e la robbia, e da minerali come gli ossidi ferrosi. E poi c'è Nule, in provincia di Sassari, con il suo tappeto a stuoia dell'oceano che porta motivi pastorali antichissimi. Le origini di questi tappeti risalgono alle influenze fenicie, bizantine e arabe. Era un'attività esclusivamente femminile, legata all'economia pastorale. Le donne tessevano tappeti, coperte, bisacce da soma, arazzi murali che avevano una funzione pratica: proteggere dal freddo delle montagne. A Samugheo la tradizione secolare resiste grazie a 15-20 tessitrici attive. Ma c'è un problema enorme. L'età media è 65 anni. 0 apprendisti under 40. 0. Quando queste donne smetteranno di tessere, chi continuerà?
Una tesi di laurea del 2025 dell'Università di Cagliari ha proposto una valorizzazione norvegese, fondendo un design scandinavo minimale con la base dei P-Biones per aprire nuovi mercati nordici. È un tentativo disperato di dare un futuro a questa tradizione. Le produzioni abituali sono tappeti di 180x180 cm o 200x300 cm, con cotone per l'ordito e lana sarda per la trama. I tempi di realizzazione? Da 6 a 12 mesi per un solo pezzo. Le bisacce in cuoio derivano dall'economia pastorale nuragica e punica. Erano oggetti funzionali per il trasporto ovino, intrecciati con i tappeti per decorare i boi durante sagre festive. Il processo è completamente manuale. Concia vegetale con castagno o quercia, taglio a mano, cucitura con budello, motivi incisi o punzonati. La lavorazione della pelle fa parte di 200 microimprese artistiche a rischio. Le reti commerciali sono deboli, con l'80% delle vendite concentrate sui mercati locali. I ritmi industriali sono insostenibili. Una bisaccia richiede 40-60 ore di lavoro. A Nuoro i 12 lavoratori di cuoio e barbaricino si sono ridotti a 5 attivi nel 2025. L'export verso gli Stati Uniti è calato del 40% a causa dei dazi. Se ci tieni a salvare i mestieri tradizionali, iscriviti al canale e lascia un like. Il futuro dell'artigianato dipende anche da noi. Ma ora arriviamo al punto più interessante, la rivoluzione che sta accadendo sotto i nostri occhi. Le imprese sarde che vendono esclusivamente online sono triplicate, da 221 nel 2014 a 704 nel 2024, un aumento del 218,6%. Di queste, 150 sono dedicate a manufatti artigianali, tappeti miniaturizzati, bisacce di design, cuoio personalizzato. L'e-commerce ha superato le distanze insulari e valorizzato i prodotti tipici. Il boom si concentra nell'agroalimentare, che rappresenta il 60%, ma l'artigianato digitale copre il 25% del totale. Il fatturato online è cresciuto del 320% dal 2020. I settori emergenti includono l'informatica, la videosorveglianza e l'intelligenza artificiale, che rappresentano il 15%, ma sono i tessuti e il pellame che raggiungono gli Stati Uniti e la Germania attraverso piattaforme come Etsy e Amazon. Un esempio concreto. Un laboratorio di Samugeo vende tappeti P-Biones moderni in formati di 100x150 cm, a prezzi che vanno dai 1200 ai 2500 euro su piattaforme digitali. I ricavi sono aumentati del 150% rispetto alle botteghe fisiche. La sfida principale rimane la standardizzazione doganale e la logistica insulare, che aumenta i costi di spedizione del 30%. Ma non è tutto digitale, ci sono eventi fisici che continuano a tenere viva la tradizione. Ad agosto 2025 a Samugeo si è tenuta la 58esima edizione di Tessingiu, la mostra storica dell'artigianato sardo, 58 edizioni, 50 espositori che hanno portato innovazione, fusione di ceramica, legno, pelle, metalli e gioielli. A Mogoro a settembre 2025 si è tenuta la 64esima edizione della fiera di artigianato artistico, con l'evento Mestieri e sapori del passato. 40 espositori, 10.000 visitatori, con un focus specifico sul ricambio generazionale. Tantissimi giovani artigiani under 40 hanno partecipato con progetti innovativi, sperimentando accostamenti audaci tra materiali, forme contemporanee e usi moderni. E poi c'è stata la grande vetrina nazionale, Artigiano in Fiera a Milano, dal 6 al 14 dicembre 2025. 36 imprese sarde hanno esposto davanti a 1,5 milioni di visitatori, generando contratti per 2 milioni di euro. 500 contatti export sono stati raccolti da micro e piccole imprese che producono tappeti di Nule e Samugeo e cuoio di Nuoro. Ma le belle parole, si sa, non bastano. Servono investimenti reali. La Regione Sardegna ha approvato un disegno di legge il 4 settembre 2025 per ricostruire l'isola, l'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano, che era stato soppresso 20 anni fa. L'obiettivo è tutelare 300 saperi familiari a rischio estinzione, creando una casa comune per l'artigianato sardo. Il modello potrebbe diventare un esempio per l'Europa, con fondi europei per 50 milioni di euro. A gennaio 2025 è partito un avviso pubblico con 2 milioni di euro per il passaggio generazionale. Capisci il significato? Devono pagare le persone per continuare i mestieri dei loro nonni. I contributi arrivano all'80% delle spese, fino a 50.000 euro, 55.000 per le imprenditrici donne. Tutto per evitare che quando un maestro o artigiano va in pensione le sue conoscenze se ne vanno con lui, per sempre. La Regione ha anche stanziato oltre 30 milioni di euro per le imprese artigiane, con contributi fino a 300.000 euro per imprese che coprono il 50% delle spese ammissibili, per investimenti in macchinari, software, siti web, brevetti e ristrutturazioni.
Il marchio Isola, nato nel 1956 ma registrato ufficialmente nel 2022, sta riaprendo punti vendita negli aeroporti di Cagliari e Olbia. A Cagliari, in via Santa Croce, nel quartiere Castello, c'è un negozio aperto fino a mezzanotte, orari da città turistica moderna. E qui arriviamo a una notizia importante. Dal 1 dicembre 2025 l'Europa ha introdotto un nuovo sistema di indicazione geografica protetta, anche per i prodotti artigianali non agroalimentari. È un passaggio storico che può aiutare a distinguere il vero artigianato sardo dalle imitazioni industriali, dando tutela, riconoscibilità e valore economico ai manufatti autentici. Non è solo un marchio, è una presa di posizione culturale, è il riconoscimento che l'artigianato ha lo stesso valore dei prodotti alimentari tipici, che un tappeto di Samugheo ha lo stesso diritto di protezione del pecorino romano o del mirto. La regione ha anche rilasciato una vetrina virtuale dell'artigianato dal 2014 che cataloga 500 prodotti tra ceramica, gioielli, intreccio, lapideo, legno, metalli, pellame, tessuti e vetro. È uno strumento fondamentale per dare visibilità globale a chi lavora in piccoli paesi dell'interno. Ci sono storie che dimostrano che un equilibrio tra tradizione e innovazione è possibile. A Samugheo 18 tessitrici producono 40 tappeti all'anno, ma hanno innovato collaborando con designer milanesi per creare borse con i pibiones, vendute a 800 euro l'una su Farfetch. L'export è aumentato del 200% nel 2025. La lana delle pecore locali è biotracciata con codici QR che raccontano la provenienza e il processo di lavorazione. A Nule, il campus Giovanna Maria vede 8 famiglie che resistono producendo i tappeti dell'oceano, le storie di 3 m x 4 che richiedono 18 mesi di lavoro. Hanno aperto un e-commerce che vende a collezionisti europei e organizzano workshop nelle scuole per creare reti. Al Muraz, il museo unico regionale dell'arte tessile sarda di Samugheo, c'è stata la mostra Designers, idee e progetti per artigianato sardo atto 2. Creativi e designer che collaborano con artigiani tradizionali. Il concorso a Nodarte 2.0 ha visto progetti dove tessitori e falegnami lavorano insieme a giovani designer per creare oggetti che uniscono saperi, linguaggi e materiali diversi. A Nuoro, 25 studenti dell'Università di Alghero hanno studiato design e artigianato della Barbagia nel 2025, creando prototipi di tappeti ibridi stampati in 3D che fondono tecniche antiche e moderne. Ma attenzione, l'innovazione da sola non basta, restano problemi enormi che nessuna piattaforma digitale può risolvere. Una formazione insufficiente per i giovani, un divario digitale che penalizza le botteghe più piccole, difficoltà di accesso ai finanziamenti e soprattutto una perdita di interesse culturale, specialmente tra le nuove generazioni. Il 64% delle aziende sarde si definisce esordiente digitale o apprendista. Solo l'8% ha completato un buon processo di digitalizzazione. È come avere una Ferrari in garage ma non saper guidare. 200 microimprese sono a rischio estinzione dopo il 2020 per gli effetti del Covid, il turismo bloccato per 2 anni e una produzione insufficiente per i mercati globali. Senza una strategia culturale e sociale più ampia, la tecnologia rischia di essere solo una toppa, non una soluzione. C'è anche un rischio concreto di standardizzazione. I tappeti fake sardi prodotti in Cina stanno già invadendo i mercati online. La sfida è mantenere l'autenticità mentre si abbraccia il digitale. La Sardegna attira milioni di turisti ogni anno. Nel 2024 64.000 presenze estive hanno registrato un aumento del 19,6% rispetto al 2023. Il 47,3% erano stranieri. Le 5.941 imprese artigiane legate al turismo hanno generato un indotto enorme. Ma troppo spesso il racconto dell'isola si ferma al mare. E se invece il turismo diventasse un alleato dell'artigianato? Laboratori aperti, percorsi esperienziali, botteghe visitabili, storie raccontate. Non souvenir industriali, ma incontri veri. La regione punta a raggiungere il 20% di vendite digitali entro il 2026, ma il contatto umano resta fondamentale. Allora, torniamo alla domanda iniziale. L'innovazione può salvare l'artigianato tradizionale sardo o ne accelererà alla fine? La risposta è dipende. Dipende come sempre da noi. I numeri ci dicono 2 cose opposte. La crisi è reale. Solo 35 nuove imprese nel 2024. Cagliari che perde 144 attività. Mestieri che scompaiono. Ma la speranza esiste. L'e-commerce triplicato, i giovani che innovano, i fondi che ci sono, eventi come Tessingiu e la Fiera di Mogoro che attirano migliaia di visitatori. L'innovazione da sola non salva nulla. Se usi l'e-commerce solo per vendere prodotti industriali mascherati da artigianato hai già perso. Ma se l'innovazione è al servizio della tradizione, se i giovani designer collaborano con i maestri tessitori, se le tecniche antiche vengono documentate e trasmesse attraverso strumenti moderni, allora sì, c'è un futuro. Il modello è chiaro. Tecniche tradizionali al telaio, al tornio, alla fucina, design contemporaneo con forme, colori e usi moderni,
mercati digitali per raggiungere l'e-commerce internazionale e soprattutto ricambio generazionale con giovani che ereditano i saperi. L'artigianato sardo non deve diventare un museo, non deve essere una cosa da vedere solo nelle mostre, deve vivere, deve evolvere, deve restare parte della nostra quotidianità. E questo accadrà solo se sosteniamo questi artigiani, comprandoci i loro prodotti, raccontando le loro storie, formando le nuove generazioni. Perché quando scompare un mestiere non scompare solo una tecnica, scompare un pezzo di noi. Se questo video ti ha fatto riflettere, condividilo, fallo vedere a chiunque ami la Sardegna e la sua cultura. Iscriviti al canale e scrivimi nei commenti. Secondo te, quale mestiere tradizionale sardo dovremmo salvare per primo? E credi davvero che il digitale possa essere la soluzione? Grazie infinite per essere rimasto fino alla fine. Continua a seguire l'Isola Informa e alla prossima con tanti altri video su problemi attuali o che potrebbero colpire la nostra Sardegna. Ciao! Immagina un mondo in cui la squisita maestria di generazioni semplicemente svanisce. Gli antichi mestieri della Sardegna, intrecciati da secoli di tradizione, sono oggi sull'orlo della scomparsa. Mestieri che non si imparano sui libri, ma guardando, ascoltando, ripetendo gesti millimetrici tramandati di padre in figlio, di madre in figlia. La domanda che ci tormenta è questa: possono gli strumenti della nostra era moderna, l'intelligenza artificiale, i social media, i mercati digitali, salvare questi saperi antichi? Oppure rischiano di accelerarne la fine, cancellando per sempre un'anima culturale unica e ripetibile? Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi culturali più drammatiche della sua storia recente. E credimi, la risposta non è semplice come sembra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di partire iscriviti e lascia un like. Scopriamo insieme come salvare i mestieri sardi prima che scompaiano. Come piace fare a me, inizio a parlarti dei numeri, e i numeri raccontano una storia molto preoccupante. Al primo trimestre del 2025 la Sardegna conta 33.718 imprese artigiane, il 20,3% del totale delle imprese regionali. Sembra un dato solito, giusto? Un tessuto produttivo che genera circa 2,5 miliardi di euro in valore aggiunto, quasi l'8% della ricchezza dell'isola. Ma dietro questi numeri si nasconde una realtà molto più fragile. Nei primi 3 mesi del 2025 abbiamo registrato 637 nuove iscrizioni contro 821 cessazioni. Il saldo è negativo di 184 imprese. È il peggiore degli ultimi 5 anni. Non è un'anomalia passeggera, è un trend che sta accelerando il declino dei mestieri manuali. E se allarghiamo lo sguardo agli ultimi anni, il quadro diventa ancora più drammatico. Secondo la CGIA di Mestre, la Sardegna ha perso oltre 10.000 artigiani. 10.000! Non è solo un numero economico, è una perdita culturale devastante. Perché quando scompare un artigiano, spesso scompare anche il sapere che custodiva. Il 2024 ha segnato un punto di svolta ancora più grave. Dopo anni in cui le imprese artigiane crescevano, tutto si è fermato. Il saldo positivo? Solo 35 nuove imprese. L'anno prima erano 442. Siamo crollati da 442 a 35. È come se qualcosa si fosse spezzato. L'artigianato artistico tradizionale sta affrontando una crisi strutturale senza precedenti. Parliamo dei tappeti tessuti a mano, delle bisacce in cuoio, della ceramica lavorata al tornio, dei gioielli in filigrana. Un calo dello 0,3% nel 2024 può sembrare poco, ma nasconde una realtà ben più grave: la mancanza totale di ricambio generazionale. I settori più colpiti sono il manifatturiero, che rappresenta il 17,4% della crisi, e il commercio artigianale, al 24,7%. La stragrande maggioranza delle imprese artigiane sarde è composta da micro e piccole strutture, spesso con meno di 9 addetti. La dimensione media resta bassissima, 2,4 addetti per impresa, troppo piccole per competere con le produzioni industriali low cost che arrivano dall'Asia e dall'Est Europa. Solo il 12% dei giovani under 30 entra nei laboratori tradizionali, 12%. La moda artigiana ha perso 8,7 miliardi di ricavi in Italia nel 2024, con un impatto sardo amplificato dai dazi statunitensi, dalla crisi dei consumi e dall'inflazione delle materie prime. La lana sarda è aumentata del 25%. Senza eredi, tecniche secolari come l'intreccio delle bisacce o la tintura naturale dei tappeti rischiano di interrompersi entro 10 anni. Non è un'ipotesi apocalittica, è una proiezione realistica. Parliamo dei tappeti sardi, quelli veri, tessuti a mano con lana locale di pecore sarde, cotone, lino e canapa. Usano tecniche uniche che non esistono da nessun'altra parte al mondo. I pibiones, quei grumi tridimensionali che creano una texture terrosa inconfondibile.
il mattonisi con i suoi motivi geometrici squadrati, il dentes, i denti di sega, il battoro in posta, la tessitura piatta. I centri principali sono Samugheo, in provincia di Oristano, famosa per i pibiones con tinture naturali ricavate da piante come la quercia e la robbia, e da minerali come gli ossidi ferrosi. E poi c'è Nule, in provincia di Sassari, con il suo tappeto a stuoia dell'oceano che porta motivi pastorali antichissimi. Le origini di questi tappeti risalgono alle influenze fenicie, bizantine e arabe. Era un'attività esclusivamente femminile, legata all'economia pastorale. Le donne tessevano tappeti, coperte, bisacce da soma, arazzi murali che avevano una funzione pratica: proteggere dal freddo delle montagne. A Samugheo la tradizione secolare resiste grazie a 15-20 tessitrici attive. Ma c'è un problema enorme. L'età media è 65 anni. 0 apprendiste under 40. 0. Quando queste donne smetteranno di tessere, chi continuerà? Una tesi di laurea del 2025 dell'Università di Cagliari ha proposto una valorizzazione norvegese, fondendo un design scandinavo minimale con la base dei pibiones, per aprire nuovi mercati nordici. È un tentativo disperato di dare un futuro a questa tradizione. Le produzioni abituali sono tappeti di 180 x 180 cm o 200 x 300 cm, con cotone per l'ordito e lana sarda per la trama. I tempi di realizzazione? Da 6 a 12 mesi per un solo pezzo. Le bisacce in cuoio derivano dall'economia pastorale nuragica e punica. Erano oggetti funzionali per il trasporto ovino, intrecciate con i tappeti per decorare i boi durante sagre festive. Il processo è completamente manuale: concia vegetale con castagno o quercia, taglio a mano, cucitura con budello, motivi incisi o punzonati. La lavorazione della pelle fa parte di 200 microimprese artistiche a rischio. Le reti commerciali sono deboli, con l'80% delle vendite concentrate sui mercati locali. I ritmi industriali sono insostenibili. Una bisaccia richiede 40-60 ore di lavoro. A Nuoro i 12 lavoratori di cuoio e barbaricino si sono ridotti a 5 attivi nel 2025. L'export verso gli Stati Uniti è calato del 40% a causa dei dazi. Se ci tieni a salvare i mestieri tradizionali, iscriviti al canale e lascia un like. Il futuro dell'artigianato dipende anche da noi. Ma ora arriviamo al punto più interessante: la rivoluzione che sta accadendo sotto i nostri occhi. Le imprese sarde che vendono esclusivamente online sono triplicate, dal 221 nel 2014 a 704 nel 2024, un aumento del 218,6%. Di queste, 150 sono dedicate a manufatti artigianali, tappeti miniaturizzati, bisacce di design, cuoio personalizzato. L'e-commerce ha superato le distanze insulari e valorizzato i prodotti tipici. Il boom si concentra nell'agroalimentare, che rappresenta il 60%, ma l'artigianato digitale copre il 25% del totale. Il fatturato online è cresciuto del 320% dal 2020. I settori emergenti includono l'informatica, la videosorveglianza e l'intelligenza artificiale, che rappresentano il 15%, ma sono i tessuti e il pellame che raggiungono gli Stati Uniti e la Germania attraverso piattaforme come Etsy e Amazon. Un esempio concreto: un laboratorio di Samugheo vende tappeti pibiones moderni in formati di 100 x 150 cm, a prezzi che vanno dai 1.200 ai 2.500 euro su piattaforme digitali. I ricavi sono aumentati del 150% rispetto alle botteghe fisiche. La sfida principale rimane la standardizzazione doganale e la logistica insulare, che aumenta i costi di spedizione del 30%. Ma non è tutto digitale, ci sono eventi fisici che continuano a tenere viva la tradizione. Ad agosto 2025 a Samugheo si è tenuta la 58esima edizione di Tessingiu, la mostra storica dell'artigianato sardo. 58 edizioni, 50 espositori che hanno portato innovazione, fusione di ceramica, legno, pelle, metalli e gioielli. A Mogoro a settembre 2025 si è tenuta la 64esima edizione della fiera di artigianato artistico, con l'evento Mestieri e sapori del passato. 40 espositori, 10.000 visitatori, con un focus specifico sul ricambio generazionale. Tantissimi giovani artigiani under 40 hanno partecipato con progetti innovativi, sperimentando accostamenti audaci tra materiali, forme contemporanee e usi moderni. E poi c'è stata la grande vetrina nazionale, Artigiano in Fiera a Milano, dal 6 al 14 dicembre 2025. 36 imprese sarde hanno esposto davanti a 1,5 milioni di visitatori, generando contratti per 2 milioni di euro. 500 contatti export sono stati raccolti da micro e piccole imprese che producono tappeti di Nule e Samugheo e cuoio di Nuoro. Ma le belle parole, si sa, non bastano. Servono investimenti reali. La Regione Sardegna ha approvato un disegno di legge il 24 settembre 2025 per ricostruire l'isola, l'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano, che era stato soppresso 20 anni fa.
L'obiettivo è tutelare 300 saperi familiari a rischio estinzione, creando una casa comune per l'artigianato sardo. Il modello potrebbe diventare un esempio per l'Europa, con fondi europei per 50 milioni di euro. A gennaio 2025 è partito un avviso pubblico con 2 milioni di euro per il passaggio generazionale. Capisci il significato? Devono pagare le persone per continuare i mestieri dei loro nonni. I contributi arrivano all'80% delle spese, fino a 50.000 euro, 55.000 per le imprenditrici donne. Tutto per evitare che quando un maestro o artigiano va in pensione le sue conoscenze se ne vanno con lui, per sempre. La Regione ha anche stanziato oltre 30 milioni di euro per le imprese artigiane, con contributi fino a 300.000 euro per imprese che coprono il 50% delle spese ammissibili, per investimenti in macchinari, software, siti web, brevetti e ristrutturazioni. Il marchio Isola, nato nel 1956 ma registrato ufficialmente nel 2022, sta riaprendo punti vendita negli aeroporti di Cagliari e Olbia. A Cagliari, in via Santa Croce, nel quartiere Castello, c'è un negozio aperto fino a mezzanotte, orari da città turistica moderna. E qui arriviamo a una notizia importante. Dal 1 dicembre 2025 l'Europa ha introdotto un nuovo sistema di indicazione geografica protetta, anche per i prodotti artigianali non agroalimentari. È un passaggio storico che può aiutare a distinguere il vero artigianato sardo dalle imitazioni industriali, dando tutela, riconoscibilità e valore economico ai manufatti autentici. Non è solo un marchio, è una presa di posizione culturale, è il riconoscimento che l'artigianato ha lo stesso valore dei prodotti alimentari tipici, che un tappeto di Samugheo ha lo stesso diritto di protezione del pecorino romano o del mirto. La Regione ha anche rilasciato una vetrina virtuale dell'artigianato dal 2014 che cataloga 500 prodotti tra ceramica, gioielli, intreccio, lapideo, legno, metalli, pellame, tessuti e vetro. È uno strumento fondamentale per dare visibilità globale a chi lavora in piccoli paesi dell'interno. Ci sono storie che dimostrano che un equilibrio tra tradizione e innovazione è possibile. A Samugheo 18 tessitrici producono 40 tappeti all'anno, ma hanno innovato collaborando con designer milanesi per creare borse con i pibiones, vendute a 800 euro l'una su Farfetch. L'export è aumentato del 200% nel 2025. La lana delle pecore locali è biotracciata con codici QR che raccontano la provenienza e il processo di lavorazione. A Nule, il campus Giovanna Maria vede 8 famiglie che resistono producendo i tappeti dell'oceano, le storie di 3 m x 4 che richiedono 18 mesi di lavoro. Hanno aperto un e-commerce che vende a collezionisti europei e organizzano workshop nelle scuole per creare reti. Al Murat, il museo unico regionale dell'arte tessile sarda di Samugheo, c'è stata la mostra Designers, idee e progetti per artigianato sardo atto 2. Creativi e designer che collaborano con artigiani tradizionali. Il concorso a Nodarte 2.0 ha visto progetti dove tessitori e falegnami lavorano insieme a giovani designer per creare oggetti che uniscono saperi, linguaggi e materiali diversi. A Nuoro, 25 studenti dell'Università di Alghero hanno studiato design e artigianato della Barbagia nel 2025, creando prototipi di tappeti ibridi stampati in 3D che fondono tecniche antiche e moderne. Ma attenzione, l'innovazione da sola non basta, restano problemi enormi che nessuna piattaforma digitale può risolvere. Una formazione insufficiente per i giovani, un divario digitale che penalizza le botteghe più piccole, difficoltà di accesso ai finanziamenti e soprattutto una perdita di interesse culturale, specialmente tra le nuove generazioni. Il 64% delle aziende sarde si definisce esordiente digitale o apprendista. Solo l'8% ha completato un buon processo di digitalizzazione. È come avere una Ferrari in garage ma non saper guidare. 200 microimprese sono a rischio estinzione dopo il 2020 per gli effetti del Covid, il turismo bloccato per 2 anni e una produzione insufficiente per i mercati globali. Senza una strategia culturale e sociale più ampia, la tecnologia rischia di essere solo una toppa, non una soluzione. C'è anche un rischio concreto di standardizzazione. I tappeti fake sardi prodotti in Cina stanno già invadendo i mercati online. La sfida è mantenere l'autenticità mentre si abbraccia il digitale. La Sardegna attira milioni di turisti ogni anno. Nel 2024 64.000 presenze estive hanno registrato un aumento del 19,6% rispetto al 2023. Il 47,3% erano stranieri. Le 5.941 imprese artigiane legate al turismo hanno generato un indotto enorme. Ma troppo spesso il racconto dell'isola si ferma al mare. E se invece il turismo diventasse un alleato dell'artigianato? Laboratori aperti, percorsi esperienziali, botteghe visitabili, storie raccontate. Non souvenir industriali, ma incontri veri. La regione punta a raggiungere il 20% di vendite digitali entro il 2026, ma il contatto umano resta fondamentale. Allora, torniamo alla domanda iniziale. L'innovazione può salvare l'artigianato tradizionale sardo o ne accelererà alla fine?
La risposta è dipende. Dipende come sempre da noi. I numeri ci dicono due cose opposte. La crisi è reale. Solo 35 nuove imprese nel 2024. Cagliari che perde 144 attività. Ministeri che scompaiono. Ma la speranza esiste. L'e-commerce triplicato, i giovani che innovano, i fondi che ci sono, eventi come Tesingiu e la Fiera di Mogolo che attirano migliaia di visitatori. L'innovazione da sola non salva nulla. Se usi l'e-commerce solo per vendere prodotti industriali mascherati da artigianato hai già perso. Ma se l'innovazione è al servizio della tradizione, se i giovani designer collaborano con i maestri tessitori, se le tecniche antiche vengono documentate e trasmesse attraverso strumenti moderni, allora sì, c'è un futuro. Il modello è chiaro. Tecniche tradizionali al telaio, al tornio, alla fucina, design contemporaneo con forme, colori e usi moderni, mercati digitali per raggiungere l'e-commerce internazionale e soprattutto ricambio generazionale con giovani che ereditano i saperi. L'artigianato sardo non deve diventare un museo, non deve essere una cosa da vedere solo nelle mostre, deve vivere, deve evolvere, deve restare parte della nostra quotidianità. E questo accadrà solo se sosteniamo questi artigiani, comprandoci i loro prodotti, raccontando le loro storie, formando le nuove generazioni. Perché quando scompare un mestiere non scompare solo una tecnica, scompare un pezzo di noi. Se questo video ti ha fatto riflettere, condividilo, fallo vedere a chiunque ami la Sardegna e la sua cultura. Iscriviti al canale e scrivimi nei commenti. Secondo te quale mestiere tradizionale sardo dovremmo salvare per primo? E credi davvero che il digitale possa essere la soluzione? Grazie infinite per essere rimasto fino alla fine. Continua a seguire l'Isola Informa e alla prossima con tanti altri video su problemi attuali o che potrebbero colpire la nostra Sardegna. Ciao! Immagina un mondo in cui la squisita maestria di generazioni semplicemente svanisce. Gli antichi mestieri della Sardegna, intrecciati da secoli di tradizione, sono oggi sull'orlo della scomparsa. Mestieri che non si imparano sui libri, ma guardando, ascoltando, ripetendo gesti millimetrici tramandati di padre in figlio, di madre in figlia. La domanda che ci tormenta è questa. Possono gli strumenti della nostra era moderna, l'intelligenza artificiale, i social media, i mercati digitali, salvare questi saperi antichi? Oppure rischiano di accelerarne la fine, cancellando per sempre un'anima culturale unica e ripetibile? Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi culturali più drammatiche della sua storia recente. E credimi, la risposta non è semplice come sembra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di partire iscriviti e lascia un like. Scopriamo insieme come salvare i mestieri sardi prima che scompaiano. Come piace fare a me, inizio a parlarti dei numeri. E i numeri raccontano una storia molto preoccupante. Al primo trimestre del 2025 la Sardegna conta 33.718 imprese artigiane, il 20,3% del totale delle imprese regionali. Sembra un dato solito, giusto? Un tessuto produttivo che genera circa 2,5 miliardi di euro in valore aggiunto, quasi l'8% della ricchezza dell'isola. Ma dietro questi numeri si nasconde una realtà molto più fragile. Nei primi 3 mesi del 2025 abbiamo registrato 637 nuove iscrizioni contro 821 cessazioni. Il saldo è negativo di 184 imprese. È il peggiore degli ultimi 5 anni. Non è un'anomalia passeggera, è un trend che sta accelerando il declino dei mestieri manuali. E se allarghiamo lo sguardo agli ultimi anni, il quadro diventa ancora più drammatico. Secondo la CGIA di Mestre, la Sardegna ha perso oltre 10.000 artigiani. 10.000! Non è solo un numero economico, è una perdita culturale devastante. Perché quando scompare un artigiano, spesso scompare anche il sapere che custodiva. Il 2024 ha segnato un punto di svolta ancora più grave. Dopo anni in cui le imprese artigiane crescevano, tutto si è fermato. Il saldo positivo? Solo 35 nuove imprese. L'anno prima erano 442. Siamo crollati da 442 a 35. È come se qualcosa si fosse spezzato. L'artigianato artistico tradizionale sta affrontando una crisi strutturale senza precedenti. Parliamo dei tappeti tessuti a mano, delle bisacce in cuoio, della ceramica lavorata al tornio, dei gioielli in filigrana. Un calo dello 0,3% nel 2024 può sembrare poco, ma nasconde una realtà ben più grave: la mancanza totale di ricambio generazionale. I settori più colpiti sono il manifatturiero, che rappresenta il 17,4% della crisi, e il commercio artigianale, al 24,7%. La stragrande maggioranza delle imprese artigiane sarde è composta da micro e piccole strutture, spesso con meno di 9 addetti. La dimensione media resta bassissima, 2,4 addetti per impresa, troppo piccole per competere con le produzioni industriali low cost che arrivano dall'Asia e dall'Est Europa.
Solo il 12% dei giovani under 30 entra nei laboratori tradizionali, 12%. La moda artigiana ha perso 8,7 miliardi di ricavi in Italia nel 2024, con un impatto sardo amplificato dai dazi statunitensi, dalla crisi dei consumi e dall'inflazione delle materie prime. La lana sarda è aumentata del 25%. Senza eredi, tecniche secolari come l'intreccio delle bisacce o la tintura naturale dei tappeti rischiano di interrompersi entro 10 anni. Non è un'ipotesi apocalittica, è una proiezione realistica. Parliamo dei tappeti sardi, quelli veri, tessuti a mano con lana locale di pecore sarde, cotone, lino e canapa. Usano tecniche uniche che non esistono da nessun'altra parte al mondo. I pibiones, quei grumi tridimensionali che creano una texture terrosa inconfondibile. I mattonisi con i suoi motivi geometrici squadrati. Il dentes, i denti di sega. Il battoro in posta, la tessitura piatta. I centri principali sono Samugheo, in provincia di Oristano, famosa per i pibiones con tinture naturali ricavate da piante come la quercia e la robbia, e da minerali come gli ossidi ferrosi. E poi c'è Nule, in provincia di Sassari, con il suo tappeto a stuoia dell'oceano che porta motivi pastorali antichissimi. Le origini di questi tappeti risalgono alle influenze fenicie, bizantine e arabe. Era un'attività esclusivamente femminile, legata all'economia pastorale. Le donne tessevano tappeti, coperte, bisacce da soma, arazzi murali che avevano una funzione pratica: proteggere dal freddo delle montagne. A Samugheo la tradizione secolare resiste grazie a 15-20 tessitrici attive. Ma c'è un problema enorme. L'età media è 65 anni. 0 apprendiste under 40. 0. Quando queste donne smetteranno di tessere, chi continuerà? Una tesi di laurea del 2025 dell'Università di Cagliari ha proposto una valorizzazione norvegese, fondendo un design scandinavo minimale con la base dei pibiones, per aprire nuovi mercati nordici. È un tentativo disperato di dare un futuro a questa tradizione. Le produzioni abituali sono tappeti di 180x180 cm o 200x300 cm, con cotone per l'ordito e lana sarda per la trama. I tempi di realizzazione? Da 6 a 12 mesi per un solo pezzo. Le bisacce in cuoio derivano dall'economia pastorale nuragica e punica. Erano oggetti funzionali per il trasporto ovino, intrecciate con i tappeti per decorare i boi durante sagre festive. Il processo è completamente manuale: concia vegetale con castagno o quercia, taglio a mano, cucitura con budello, motivi incisi o punzonati. La lavorazione della pelle fa parte di 200 microimprese artistiche a rischio. Le reti commerciali sono deboli, con l'80% delle vendite concentrate sui mercati locali. I ritmi industriali sono insostenibili. Una bisaccia richiede 40-60 ore di lavoro. A Nuoro i 12 lavoratori di cuoio e barbaricino si sono ridotti a 5 attivi nel 2025. L'export verso gli Stati Uniti è calato del 40% a causa dei dazi. Se ci tieni a salvare i mestieri tradizionali, iscriviti al canale e lascia un like. Il futuro dell'artigianato dipende anche da noi. Ma ora arriviamo al punto più interessante: la rivoluzione che sta accadendo sotto i nostri occhi. Le imprese sarde che vendono esclusivamente online sono triplicate, da 221 nel 2014 a 704 nel 2024, un aumento del 218,6%. Di queste, 150 sono dedicate a manufatti artigianali, tappeti miniaturizzati, bisacce di design, cuoio personalizzato. L'e-commerce ha superato le distanze insulari e valorizzato i prodotti tipici. Il boom si concentra nell'agroalimentare, che rappresenta il 60%, ma l'artigianato digitale copre il 25% del totale. Il fatturato online è cresciuto del 320% dal 2020. I settori emergenti includono l'informatica, la videosorveglianza e l'intelligenza artificiale, che rappresentano il 15%, ma sono i tessuti e il pellame che raggiungono gli Stati Uniti e la Germania attraverso piattaforme come Etsy e Amazon. Un esempio concreto: un laboratorio di Samugheo vende tappeti pibiones moderni in formati di 100x150 cm, a prezzi che vanno dai 1.200 ai 2.500 euro su piattaforme digitali. I ricavi sono aumentati del 150% rispetto alle botteghe fisiche. La sfida principale rimane la standardizzazione doganale e la logistica insulare, che aumenta i costi di spedizione del 30%. Ma non è tutto digitale, ci sono eventi fisici che continuano a tenere viva la tradizione. Ad agosto 2025 a Samugheo si è tenuta la 58esima edizione di Tessingiu, la mostra storica dell'artigianato sardo, 58 edizioni, 50 espositori che hanno portato innovazione, fusione di ceramica, legno, pelle, metalli e gioielli. A Mogoro a settembre 2025 si è tenuta la 64esima edizione della fiera di artigianato artistico, con l'evento Mestieri e sapori del passato.
40 espositori, 10.000 visitatori, con un focus specifico sul ricambio generazionale. Tantissimi giovani artigiani under 40 hanno partecipato con progetti innovativi, sperimentando accostamenti audaci tra materiali, forme contemporanee e usi moderni. E poi c'è stata la grande vetrina nazionale, Artigiano in Fiera a Milano, dal 6 al 14 dicembre 2025. 36 imprese sarde hanno esposto davanti a 1,5 milioni di visitatori, generando contratti per 2 milioni di euro. 500 contatti export sono stati raccolti da micro e piccole imprese che producono tappeti di nure e samugheo e cuoio di Nuoro. Ma le belle parole, si sa, non bastano. Servono investimenti reali. La Regione Sardegna ha approvato un disegno di legge il 24 settembre 2025 per ricostruire l'isola, l'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano, che era stato soppresso 20 anni fa. L'obiettivo è tutelare 300 saperi familiari a rischio estinzione, creando una casa comune per l'artigianato sardo. Il modello potrebbe diventare un esempio per l'Europa, con fondi europei per 50 milioni di euro. A gennaio 2025 è partito un avviso pubblico con 2 milioni di euro per il passaggio generazionale. Capisci il significato? Devono pagare le persone per continuare i mestieri dei loro nonni. I contributi arrivano all'80% delle spese, fino a 50.000 euro, 55.000 per le imprenditrici donne. Tutto per evitare che quando un maestro artigiano va in pensione le sue conoscenze se ne vanno con lui, per sempre. La Regione ha anche stanziato oltre 30 milioni di euro per le imprese artigiane, con contributi fino a 300.000 euro per imprese che coprono il 50% delle spese ammissibili, per investimenti in macchinari, software, siti web, brevetti e ristrutturazioni. Il marchio Isola, nato nel 1956 ma registrato ufficialmente nel 2022, sta riaprendo punti vendita negli aeroporti di Cagliari e Olbia. A Cagliari, in via Santa Croce, nel quartiere Castello, c'è un negozio aperto fino a mezzanotte, orari da città turistica moderna. E qui arriviamo a una notizia importante. Dal 1 dicembre 2025 l'Europa ha introdotto un nuovo sistema di indicazione geografica protetta, anche per i prodotti artigianali non agroalimentari. È un passaggio storico che può aiutare a distinguere il vero artigianato sardo dalle imitazioni industriali, dando tutela, riconoscibilità e valore economico ai manufatti autentici. Non è solo un marchio, è una presa di posizione culturale, è il riconoscimento che l'artigianato ha lo stesso valore dei prodotti alimentari tipici, che un tappeto di samugheo ha lo stesso diritto di protezione del pecorino romano o del mirto. La Regione ha anche rilasciato una vetrina virtuale dell'artigianato dal 2014 che cataloga 500 prodotti tra ceramica, gioielli, intreccio, lapideo, legno, metalli, pellame, tessuti e vetro. È uno strumento fondamentale per dare visibilità globale a chi lavora in piccoli paesi dell'interno. Ci sono storie che dimostrano che un equilibrio tra tradizione e innovazione è possibile. A Samugheo 18 tessitrici producono 40 tappeti all'anno, ma hanno innovato collaborando con designer milanesi per creare borse con i pibiones, vendute a 800 euro l'una su Farfetch. L'export è aumentato del 200% nel 2025. La lana delle pecore locali è biotracciata con codici QR che raccontano la provenienza e il processo di lavorazione. A Nule, il campus Giovanna Maria vede 8 famiglie che resistono producendo i tappeti dell'oceano, le stuoie di 3,4 m che richiedono 18 mesi di lavoro. Hanno aperto un e-commerce che vende a collezionisti europei e organizzano workshop nelle scuole per creare reti. Al Murat, il museo unico regionale dell'arte tessile sarda di Samugheo, c'è stata la mostra Designers, idee e progetti per artigianato sardo atto 2. Creativi e designer che collaborano con artigiani tradizionali. Il concorso a Nodarte 2.0 ha visto progetti dove tessitori e falegnami lavorano insieme a giovani designer per creare oggetti che uniscono saperi, linguaggi e materiali diversi. A Nuoro, 25 studenti dell'Università di Alghero hanno studiato design e artigianato della Barbagia nel 2025, creando prototipi di tappeti ibridi stampati in 3D che fondono tecniche antiche e moderne. Ma attenzione, l'innovazione da sola non basta, restano problemi enormi che nessuna piattaforma digitale può risolvere. Una formazione insufficiente per i giovani, un divario digitale che penalizza le botteghe più piccole, difficoltà di accesso ai finanziamenti e soprattutto una perdita di interesse culturale, specialmente tra le nuove generazioni. Il 64% delle aziende sarde si definisce esordiente digitale o apprendista. Solo l'8% ha completato un buon processo di digitalizzazione. È come avere una Ferrari in garage ma non saper guidare. 200 microimprese sono a rischio estinzione dopo il 2020 per gli effetti del Covid, il turismo bloccato per 2 anni e una produzione insufficiente per i mercati globali. Senza una strategia culturale e sociale più ampia, la tecnologia rischia di essere solo una toppa, non una soluzione. C'è anche un rischio concreto di standardizzazione. I tappeti fake sardi prodotti in Cina stanno già invadendo i mercati online.
La sfida è mantenere l'autenticità mentre si abbraccia il digitale. La Sardegna attira milioni di turisti ogni anno. Nel 2024 64.000 presenze estive hanno registrato un aumento del 19,6% rispetto al 2023. Il 47,3% erano stranieri. Le 5.941 imprese artigiane legate al turismo hanno generato un indotto enorme. Ma troppo spesso il racconto dell'isola si ferma al mare. E se invece il turismo diventasse un alleato dell'artigianato? Laboratori aperti, percorsi esperienziali, botteghe visitabili, storie raccontate. Non souvenir industriali, ma incontri veri. La regione punta a raggiungere il 20% di vendite digitali entro il 2026, ma il contatto umano resta fondamentale. Allora, torniamo alla domanda iniziale. L'innovazione può salvare l'artigianato tradizionale sardo o ne accelererà alla fine? La risposta è dipende. Dipende come sempre da noi. I numeri ci dicono due cose opposte. La crisi è reale. Solo 35 nuove imprese nel 2024. Cagliari che perde 144 attività. Mestieri che scompaiono. Ma la speranza esiste. L'e-commerce triplicato, i giovani che innovano, i fondi che ci sono, eventi come Tesingiu e la Fiera di Mogolo che attirano migliaia di visitatori. L'innovazione da sola non salva nulla. Se usi l'e-commerce solo per vendere prodotti industriali mascherati da artigianato hai già perso. Ma se l'innovazione è al servizio della tradizione, se i giovani designer collaborano con i maestri tessitori, se le tecniche antiche vengono documentate e trasmesse attraverso strumenti moderni, allora sì, c'è un futuro. Il modello è chiaro. Tecniche tradizionali al telaio, al tornio, alla fucina, design contemporaneo con forme, colori e usi moderni, mercati digitali per raggiungere l'e-commerce internazionale e soprattutto ricambio generazionale con giovani che ereditano i saperi. L'artigianato sardo non deve diventare un museo, non deve essere una cosa da vedere solo nelle mostre, deve vivere, deve evolvere, deve restare parte della nostra quotidianità. E questo accadrà solo se sosteniamo questi artigiani, comprandoci i loro prodotti, raccontando le loro storie, formando le nuove generazioni. Perché quando scompare un mestiere non scompare solo una tecnica, scompare un pezzo di noi. Se questo video ti ha fatto riflettere, condividilo, fallo vedere a chiunque ami la Sardegna e la sua cultura. Iscriviti al canale e scrivimi nei commenti. Secondo te, quale mestiere tradizionale sardo dovremmo salvare per primo? E credi davvero che il digitale possa essere la soluzione? Grazie infinite per essere rimasto fino alla fine. Continua a seguire l'Isola Informa e alla prossima con tanti altri video su problemi attuali o che potrebbero colpire la nostra Sardegna. Ciao! Immagina un mondo in cui la squisita maestria di generazioni semplicemente svanisce. Gli antichi mestieri della Sardegna, intrecciati da secoli di tradizione, sono oggi sull'orlo della scomparsa. Mestieri che non si imparano sui libri, ma guardando, ascoltando, ripetendo gesti millimetrici tramandati di padre in figlio, di madre in figlia. La domanda che ci tormenta è questa. Possono gli strumenti della nostra era moderna, l'intelligenza artificiale, i social media, i mercati digitali, salvare questi saperi antichi? Oppure rischiano di accelerarne la fine, cancellando per sempre un'anima culturale unica e ripetibile? Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi culturali più drammatiche della sua storia recente. E credimi, la risposta non è semplice come sembra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di partire iscriviti e lascia un like. Scopriamo insieme come salvare i mestieri sardi prima che scompaiano. Come piace fare a me, inizio a parlarti dei numeri. E i numeri raccontano una storia molto preoccupante. Al primo trimestre del 2025 la Sardegna conta 33.718 imprese artigiane, il 20,3% del totale delle imprese regionali. Sembra un dato solito, giusto? Un tessuto produttivo che genera circa 2,5 miliardi di euro in valore aggiunto, quasi l'8% della ricchezza dell'isola. Ma dietro questi numeri si nasconde una realtà molto più fragile. Nei primi 3 mesi del 2025 abbiamo registrato 637 nuove iscrizioni contro 821 cessazioni. Il saldo è negativo di 184 imprese. È il peggiore degli ultimi 5 anni. Non è un'anomalia passeggera, è un trend che sta accelerando il declino dei mestieri manuali. E se allarghiamo lo sguardo agli ultimi anni, il quadro diventa ancora più drammatico. Secondo la CGIA di Mestre, la Sardegna ha perso oltre 10.000 artigiani. 10.000! Non è solo un numero economico, è una perdita culturale devastante. Perché quando scompare un artigiano, spesso scompare anche il sapere che custodiva. Il 2024 ha segnato un punto di svolta ancora più grave. Dopo anni in cui le imprese artigiane crescevano, tutto si è fermato. Il saldo positivo? Solo 35 nuove imprese. L'anno prima erano 442.
Siamo crollati da 442 a 35. È come se qualcosa si fosse spezzato. L'artigianato artistico tradizionale sta affrontando una crisi strutturale senza precedenti. Parliamo dei tappeti tessuti a mano, delle bisacce in cuoio, della ceramica lavorata al tornio, dei gioielli in filigrana. Un calo dello 0,3% nel 2024 può sembrare poco, ma nasconde una realtà ben più grave: la mancanza totale di ricambio generazionale. I settori più colpiti sono il manifatturiero, che rappresenta il 17,4% della crisi, e il commercio artigianale, al 24,7%. La stragrande maggioranza delle imprese artigiane sarde è composta da micro e piccole strutture, spesso con meno di 9 addetti. La dimensione media resta bassissima, 2,4 addetti per impresa, troppo piccole per competere con le produzioni industriali low cost che arrivano dall'Asia e dall'Est Europa. Solo il 12% dei giovani under 30 entra nei laboratori tradizionali, 12%. La moda artigiana ha perso 8,7 miliardi di ricavi in Italia nel 2024, con un impatto sardo amplificato dai dazi statunitensi, dalla crisi dei consumi e dall'inflazione delle materie prime. La lana sarda è aumentata del 25%. Senza eredi, tecniche secolari come l'intreccio delle bisacce o la tintura naturale dei tappeti rischiano di interrompersi entro 10 anni. Non è un'ipotesi apocalittica, è una proiezione realistica. Parliamo dei tappeti sardi, quelli veri, tessuti a mano con lana locale di pecore sarde, cotone, lino e canapa. Usano tecniche uniche che non esistono da nessun'altra parte al mondo. I pibiones, quei grumi tridimensionali che creano una texture terrosa inconfondibile. I mattonisi con i suoi motivi geometrici squadrati. Il dentes, i denti di sega. Il battoro in posta, la tessitura piatta. I centri principali sono Samugheo, in provincia di Oristano, famosa per i pibiones con tinture naturali ricavate da piante come la quercia e la robbia, e da minerali come gli ossidi ferrosi. E poi c'è Nule, in provincia di Sassari, con il suo tappeto a stuoia del Goceano che porta motivi pastorali antichissimi. Le origini di questi tappeti risalgono alle influenze fenicie, bizantine e arabe. Era un'attività esclusivamente femminile, legata all'economia pastorale. Le donne tessevano tappeti, coperte, bisacce da soma, arazzi murali che avevano una funzione pratica: proteggere dal freddo delle montagne. A Samugheo la tradizione secolare resiste grazie a 15-20 tessitrici attive. Ma c'è un problema enorme. L'età media è 65 anni. 0 apprendisti under 40. 0. Quando queste donne smetteranno di tessere, chi continuerà? Una tesi di laurea del 2025 dell'Università di Cagliari ha proposto una valorizzazione norvegese, fondendo un design scandinavo minimale con la base dei pibiones, per aprire nuovi mercati nordici. È un tentativo disperato di dare un futuro a questa tradizione. Le produzioni abituali sono tappeti di 180 x 180 cm o 200 x 300 cm, con cotone per l'ordito e lana sarda per la trama. I tempi di realizzazione? Da 6 a 12 mesi per un solo pezzo. Le bisacce in cuoio derivano dall'economia pastorale nuragica e punica. Erano oggetti funzionali per il trasporto ovino, intrecciate con i tappeti per decorare i boi durante sagre festive. Il processo è completamente manuale. Concia vegetale con castagno o quercia, taglio a mano, cucitura con budello, motivi incisi o punzonati. La lavorazione della pelle fa parte di 200 microimprese artistiche a rischio. Le reti commerciali sono deboli, con l'80% delle vendite concentrate sui mercati locali. I ritmi industriali sono insostenibili. Una bisaccia richiede 40-60 ore di lavoro. A Nuoro i 12 lavoratori di cuoio e barbaricino si sono ridotti a 5 attivi nel 2025. L'export verso gli Stati Uniti è calato del 40% a causa dei dazi. Se ci tieni a salvare i mestieri tradizionali, iscriviti al canale e lascia un like. Il futuro dell'artigianato dipende anche da noi. Ma ora arriviamo al punto più interessante, la rivoluzione che sta accadendo sotto i nostri occhi. Le imprese sarde che vendono esclusivamente online sono triplicate, da 221 nel 2014 a 704 nel 2024, un aumento del 218,6%. Di queste, 150 sono dedicate a manufatti artigianali, tappeti miniaturizzati, bisacce di design, cuoio personalizzato. L'e-commerce ha superato le distanze insulari e valorizzato i prodotti tipici. Il boom si concentra nell'agroalimentare, che rappresenta il 60%, ma l'artigianato digitale copre il 25% del totale. Il fatturato online è cresciuto del 320% dal 2020. I settori emergenti includono l'informatica, la videosorveglianza e l'intelligenza artificiale, che rappresentano il 15%, ma sono i tessuti e il pellame che raggiungono gli Stati Uniti e la Germania attraverso piattaforme come Etsy e Amazon. Un esempio concreto:
Un laboratorio di Samugheo vende tappeti P-Biones moderni in formati di 100 x 150 cm, a prezzi che vanno dai 1200 ai 2500 euro su piattaforme digitali. I ricavi sono aumentati del 150% rispetto alle botteghe fisiche. La sfida principale rimane la standardizzazione doganale e la logistica insulare, che aumenta i costi di spedizione del 30%. Ma non è tutto digitale, ci sono eventi fisici che continuano a tenere viva la tradizione. Ad agosto 2025 a Samugheo si è tenuta la 58esima edizione di Tessingiu, la mostra storica dell'artigianato sardo, 58 edizioni, 50 espositori che hanno portato innovazione, fusione di ceramica, legno, pelle, metalli e gioielli. A Mogoro a settembre 2025 si è tenuta la 64esima edizione della fiera di artigianato artistico con l'evento Mestieri e sapori del passato. 40 espositori, 10.000 visitatori, con un focus specifico sul ricambio generazionale. Tantissimi giovani artigiani under 40 hanno partecipato con progetti innovativi, sperimentando accostamenti audaci tra materiali, forme contemporanee e usi moderni. E poi c'è stata la grande vetrina nazionale, Artigiano in Fiera a Milano, dal 6 al 14 dicembre 2025. 36 imprese sarde hanno esposto davanti 1,5 milioni di visitatori, generando contratti per 2 milioni di euro. 500 contatti export sono stati raccolti da micro e piccole imprese che producono tappeti di nure e Samugheo e cuoio di Nuoro. Ma le belle parole, si sa, non bastano. Servono investimenti reali. La Regione Sardegna ha approvato un disegno di legge il 24 settembre 2025 per ricostruire l'isola, l'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano, che era stato soppresso 20 anni fa. L'obiettivo è tutelare 300 saperi familiari a rischio estinzione, creando una casa comune per l'artigianato sardo. Il modello potrebbe diventare un esempio per l'Europa, con fondi europei per 50 milioni di euro. A gennaio 2025 è partito un avviso pubblico con 2 milioni di euro per il passaggio generazionale. Capisci il significato? Devono pagare le persone per continuare i mestieri dei loro nonni. I contributi arrivano all'80% delle spese, fino a 50.000 euro, 55.000 per le imprenditrici donne. Tutto per evitare che quando un maestro artigiano va in pensione le sue conoscenze se ne vanno con lui, per sempre. La Regione ha anche stanziato oltre 30 milioni di euro per le imprese artigiane, con contributi fino a 300.000 euro per imprese che coprono il 50% delle spese ammissibili, per investimenti in macchinari, software, siti web, brevetti e ristrutturazioni. Il marchio Isola, nato nel 1956 ma registrato ufficialmente nel 2022, sta riaprendo punti vendita negli aeroporti di Cagliari e Olbia. A Cagliari, in via Santa Croce, nel quartiere Castello, c'è un negozio aperto fino a mezzanotte, orari da città turistica moderna. E qui arriviamo a una notizia importante. Dal 1 dicembre 2025 l'Europa ha introdotto un nuovo sistema di indicazione geografica protetta, anche per i prodotti artigianali non agroalimentari. È un passaggio storico che può aiutare a distinguere il vero artigianato sardo dalle imitazioni industriali, dando tutela, riconoscibilità e valore economico ai manufatti autentici. Non è solo un marchio, è una presa di posizione culturale, è il riconoscimento che l'artigianato ha lo stesso valore dei prodotti alimentari tipici, che un tappeto di Samugheo ha lo stesso diritto di protezione del pecorino romano o del mirto. La Regione ha anche rilasciato una vetrina virtuale dell'artigianato dal 2014 che cataloga 500 prodotti tra ceramica, gioielli, intreccio, lapideo, legno, metalli, pellame, tessuti e vetro. È uno strumento fondamentale per dare visibilità globale a chi lavora in piccoli paesi dell'interno. Ci sono storie che dimostrano che un equilibrio tra tradizione e innovazione è possibile. A Samugheo 18 tessitrici producono 40 tappeti all'anno, ma hanno innovato collaborando con designer milanesi per creare borse con i P-Biones, vendute a 800 euro l'una su Farfetch. L'export è aumentato del 200% nel 2025. La lana delle pecore locali è biotracciata con codici QR che raccontano la provenienza e il processo di lavorazione. A Nule, il campus Giovanna Maria vede 8 famiglie che resistono producendo i tappeti dell'oceano, le storie di 3,4 m che richiedono 18 mesi di lavoro. Hanno aperto un e-commerce che vende a collezionisti europei e organizzano workshop nelle scuole per creare reti. Al Muraz, il museo unico regionale dell'arte tessile sarda di Samugheo, c'è stata la mostra Designers, idee e progetti per artigianato sardo atto 2. Creativi e designer che collaborano con artigiani tradizionali. Il concorso a Nodarte 2.0 ha visto progetti dove tessitori e falegnami lavorano insieme a giovani designer per creare oggetti che uniscono saperi, linguaggi e materiali diversi. A Nuoro, 25 studenti dell'Università di Alghero hanno studiato design e artigianato della Barbagia nel 2025, creando prototipi di tappeti ibridi stampati in 3D che fondono tecniche antiche e moderne. Ma attenzione, l'innovazione da sola non basta.
Restano problemi enormi che nessuna piattaforma digitale può risolvere. Una formazione insufficiente per i giovani, un divario digitale che penalizza le botteghe più piccole, difficoltà di accesso ai finanziamenti e soprattutto una perdita di interesse culturale, specialmente tra le nuove generazioni. Il 64% delle aziende sarde si definisce esordiente digitale o apprendista. Solo l'8% ha completato un buon processo di digitalizzazione. È come avere una Ferrari in garage ma non saper guidare. 200 microimprese sono a rischio estinzione dopo il 2020 per gli effetti del Covid, il turismo bloccato per 2 anni e una produzione insufficiente per i mercati globali. Senza una strategia culturale e sociale più ampia, la tecnologia rischia di essere solo una toppa, non una soluzione. C'è anche un rischio concreto di standardizzazione. I tappeti fake sardi prodotti in Cina stanno già invadendo i mercati online. La sfida è mantenere l'autenticità mentre si abbraccia il digitale. La Sardegna attira milioni di turisti ogni anno. Nel 2024 64.000 presenze estive hanno registrato un aumento del 19,6% rispetto al 2023. Il 47,3% erano stranieri. Le 5.941 imprese artigiane legate al turismo hanno generato un indotto enorme. Ma troppo spesso il racconto dell'isola si ferma al mare. E se invece il turismo diventasse un alleato dell'artigianato? Laboratori aperti, percorsi esperienziali, botteghe visitabili, storie raccontate. Non souvenir industriali, ma incontri veri. La regione punta a raggiungere il 20% di vendite digitali entro il 2026, ma il contatto umano resta fondamentale. Allora, torniamo alla domanda iniziale. L'innovazione può salvare l'artigianato tradizionale sardo o ne accelererà alla fine? La risposta è dipende. Dipende come sempre da noi. I numeri ci dicono due cose opposte. La crisi è reale. Solo 35 nuove imprese nel 2024. Cagliari che perde 144 attività. Mestieri che scompaiono. Ma la speranza esiste. L'e-commerce triplicato, i giovani che innovano, i fondi che ci sono, eventi come Tesingiu e la Fiera di Mogolo che attirano migliaia di visitatori. L'innovazione da sola non salva nulla. Se usi l'e-commerce solo per vendere prodotti industriali mascherati da artigianato hai già perso. Ma se l'innovazione è al servizio della tradizione, se i giovani designer collaborano con i maestri tessitori, se le tecniche antiche vengono documentate e trasmesse attraverso strumenti moderni, allora sì, c'è un futuro. Il modello è chiaro. Tecniche tradizionali al telaio, al tornio, alla fucina. Design contemporaneo con forme, colori e usi moderni. Mercati digitali per raggiungere l'e-commerce internazionale. E soprattutto ricambio generazionale, con giovani che ereditano i saperi. L'artigianato sardo non deve diventare un museo. Non deve essere una cosa da vedere solo nelle mostre. Deve vivere, deve evolvere. Deve restare parte della nostra quotidianità. E questo accadrà solo se sosteniamo questi artigiani, comprandoci i loro prodotti, raccontando le loro storie, formando le nuove generazioni. Perché quando scompare un mestiere non scompare solo una tecnica, scompare un pezzo di noi. Se questo video ti ha fatto riflettere, condividilo. Fallo vedere a chiunque ami la Sardegna e la sua cultura. Iscriviti al canale e scrivimi nei commenti. Secondo te, quale mestiere tradizionale sardo dovremmo salvare per primo? E credi davvero che il digitale possa essere la soluzione? Grazie infinite per essere rimasto fino alla fine. Continua a seguire l'Isola Informa e alla prossima con tanti altri video su problemi attuali o che potrebbero colpire la nostra Sardegna. Ciao! Immagina un mondo in cui la squisita maestria di generazioni semplicemente svanisce. Gli antichi mestieri della Sardegna, intrecciati da secoli di tradizione, sono oggi sull'orlo della scomparsa. Mestieri che non si imparano sui libri, ma guardando, ascoltando, ripetendo gesti millimetrici tramandati di padre in figlio, di madre in figlia. La domanda che ci tormenta è questa. Possono gli strumenti della nostra era moderna, l'intelligenza artificiale, i social media, i mercati digitali, salvare questi saperi antichi? Oppure rischiano di accelerarne la fine, cancellando per sempre un'anima culturale unica e ripetibile? Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi culturali più drammatiche della sua storia recente. E credimi, la risposta non è semplice come sembra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di partire iscriviti e lascia un like. Scopriamo insieme come salvare i mestieri sardi prima che scompaiano. Come piace fare a me, inizio a parlarti dei numeri. E i numeri raccontano una storia molto preoccupante. Al primo trimestre del 2025 la Sardegna conta 33.718 imprese artigiane, il 20,3% del totale delle imprese regionali. Sembra un dato solido, giusto? Un tessuto produttivo che genera circa 2,5 miliardi di euro in valore aggiunto, quasi l'8% della ricchezza dell'isola. Ma dietro questi numeri si nasconde una realtà molto più fragile.
Nei primi 3 mesi del 2025 abbiamo registrato 637 nuove iscrizioni contro 821 cessazioni. Il saldo è negativo di 184 imprese. È il peggiore degli ultimi 5 anni. Non è un'anomalia passeggera, è un trend che sta accelerando il declino dei mestieri manuali. E se allarghiamo lo sguardo agli ultimi anni, il quadro diventa ancora più drammatico. Secondo la CGIA di Mestre, la Sardegna ha perso oltre 10.000 artigiani. 10.000! Non è solo un numero economico, è una perdita culturale devastante. Perché quando scompare un artigiano, spesso scompare anche il sapere che custodiva. Il 2024 ha segnato un punto di svolta ancora più grave. Dopo anni in cui le imprese artigiane crescevano, tutto si è fermato. Il saldo positivo? Solo 35 nuove imprese. L'anno prima erano 442. Siamo crollati da 442 a 35. È come se qualcosa si fosse spezzato. L'artigianato artistico tradizionale sta affrontando una crisi strutturale senza precedenti. Parliamo dei tappeti tessuti a mano, delle bisacce in cuoio, della ceramica lavorata al tornio, dei gioielli in filigrana. Un calo dello 0,3% nel 2024 può sembrare poco, ma nasconde una realtà ben più grave: la mancanza totale di ricambio generazionale. I settori più colpiti sono il manifatturiero, che rappresenta il 17,4% della crisi, e il commercio artigianale, al 24,7%. La stragrande maggioranza delle imprese artigiane sarde è composta da micro e piccole strutture, spesso con meno di 9 addetti. La dimensione media resta bassissima, 2,4 addetti per impresa, troppo piccole per competere con le produzioni industriali low cost che arrivano dall'Asia e dall'Est Europa. Solo il 12% dei giovani under 30 entra nei laboratori tradizionali, 12%. La moda artigiana ha perso 8,7 miliardi di ricavi in Italia nel 2024, con un impatto sardo amplificato dai dazi statunitensi, dalla crisi dei consumi e dall'inflazione delle materie prime. La lana sarda è aumentata del 25%. Senza eredi, tecniche secolari come l'intreccio delle bisacce o la tintura naturale dei tappeti rischiano di interrompersi entro 10 anni. Non è un'ipotesi apocalittica, è una proiezione realistica. Parliamo dei tappeti sardi, quelli veri, tessuti a mano con lana locale di pecore sarde, cotone, lino e canapa. Usano tecniche uniche che non esistono da nessun'altra parte al mondo. I pibiones, quei grumi tridimensionali che creano una texture terrosa inconfondibile. I mattonisi con i suoi motivi geometrici squadrati. Il dentes, i denti di sega. Il battoro in posta, la tessitura piatta. I centri principali sono Samugheo, in provincia di Oristano, famosa per i pibiones con tinture naturali ricavate da piante come la quercia e la robbia, e da minerali come gli ossidi ferrosi. E poi c'è Nule, in provincia di Sassari, con il suo tappeto a stuoia dell'oceano che porta motivi pastorali antichissimi. Le origini di questi tappeti risalgono alle influenze fenicie, bizantine e arabe. Era un'attività esclusivamente femminile, legata all'economia pastorale. Le donne tessevano tappeti, coperte, bisacce da soma, arazzi murali che avevano una funzione pratica: proteggere dal freddo delle montagne. A Samugheo la tradizione secolare resiste grazie a 15 20 tessitrici attive. Ma c'è un problema enorme. L'età media è 65 anni. 0 apprendisti under 40. 0. Quando queste donne smetteranno di tessere, chi continuerà? Una tesi di laurea del 2025 dell'Università di Cagliari ha proposto una valorizzazione norvegese, fondendo un design scandinavo minimale con la base dei pibiones, per aprire nuovi mercati nordici. È un tentativo disperato di dare un futuro a questa tradizione. Le produzioni abituali sono tappeti di 180 x 180 cm o 200 x 300 cm, con cotone per l'ordito e lana sarda per la trama. I tempi di realizzazione? Da 6 a 12 mesi per un solo pezzo. Le bisacce in cuoio derivano dall'economia pastorale nuragica e punica. Erano oggetti funzionali per il trasporto ovino, intrecciate con i tappeti per decorare i boi durante sagre festive. Il processo è completamente manuale. Concia vegetale con castagno o quercia, taglio a mano, cucitura con budello, motivi incisi o punzonati. La lavorazione della pelle fa parte di 200 microimprese artistiche a rischio. Le reti commerciali sono deboli, con l'80% delle vendite concentrate sui mercati locali. I ritmi industriali sono insostenibili. Una bisaccia richiede 40-60 ore di lavoro. A Nuoro i 12 lavoratori di cuoio e barbaricino si sono ridotti a 5 attivi nel 2025. L'export verso gli Stati Uniti è calato del 40% a causa dei dazi. Se ci tieni a salvare i mestieri tradizionali, iscriviti al canale e lascia un like. Il futuro dell'artigianato dipende anche da noi. Ma ora arriviamo al punto più interessante, la rivoluzione che sta accadendo sotto i nostri occhi.
Le imprese sarde che vendono esclusivamente online sono triplicate, dal 221 nel 2014 a 704 nel 2024, un aumento del 218,6%. Di queste, 150 sono dedicate a manufatti artigianali, tappeti miniaturizzati, bisacce di design, cuoio personalizzato. L'e-commerce ha superato le distanze insulari e valorizzato i prodotti tipici. Il boom si concentra nell'agroalimentare, che rappresenta il 60%, ma l'artigianato digitale copre il 25% del totale. Il fatturato online è cresciuto del 320% dal 2020. I settori emergenti includono l'informatica, la videosorveglianza e l'intelligenza artificiale, che rappresentano il 15%, ma sono i tessuti e il pellame che raggiungono gli Stati Uniti e la Germania attraverso piattaforme come Etsy e Amazon. Un esempio concreto: un laboratorio di Samugeo vende tappeti P-Biones moderni in formati di 100 x 150 cm, a prezzi che vanno dai 1.200 ai 2.500 euro su piattaforme digitali. I ricavi sono aumentati del 150% rispetto alle botteghe fisiche. La sfida principale rimane la standardizzazione doganale e la logistica insulare, che aumenta i costi di spedizione del 30%. Ma non è tutto digitale, ci sono eventi fisici che continuano a tenere viva la tradizione. Ad agosto 2025 a Samugeo si è tenuta la 58esima edizione di Tessingiu, la mostra storica dell'artigianato sardo, 58 edizioni, 50 espositori che hanno portato innovazione, fusione di ceramica, legno, pelle, metalli e gioielli. A Mogoro a settembre 2025 si è tenuta la 64esima edizione della Fiera di Artigianato Artistico con l'evento Mestieri e Sapori del Passato. 40 espositori, 10.000 visitatori, con un focus specifico sul ricambio generazionale. Tantissimi giovani artigiani under 40 hanno partecipato con progetti innovativi, sperimentando accostamenti audaci tra materiali, forme contemporanee e usi moderni. E poi c'è stata la grande vetrina nazionale, Artigiano in Fiera a Milano, dal 6 al 14 dicembre 2025. 36 imprese sarde hanno esposto davanti a 1,5 milioni di visitatori, generando contratti per 2 milioni di euro. 500 contatti export sono stati raccolti da micro e piccole imprese che producono tappeti di nure e samugeo e cuoio di Nuoro. Ma le belle parole, si sa, non bastano. Servono investimenti reali. La Regione Sardegna ha approvato un disegno di legge il 4 settembre 2025 per ricostruire l'isola, l'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano, che era stato soppresso 20 anni fa. L'obiettivo è tutelare 300 saperi familiari a rischio estinzione, creando una casa comune per l'artigianato sardo. Il modello potrebbe diventare un esempio per l'Europa, con fondi europei per 50 milioni di euro. A gennaio 2025 è partito un avviso pubblico con 2 milioni di euro per il passaggio generazionale. Capisci il significato? Devono pagare le persone per continuare i mestieri dei loro nonni. I contributi arrivano all'80% delle spese, fino a 50.000 euro, 55.000 per le imprenditrici donne. Tutto per evitare che quando un maestro artigiano va in pensione le sue conoscenze se ne vanno con lui, per sempre. La Regione ha anche stanziato oltre 30 milioni di euro per le imprese artigiane, con contributi fino a 300.000 euro per imprese che coprono il 50% delle spese ammissibili, per investimenti in macchinari, software, siti web, brevetti e ristrutturazioni. Il marchio Isola, nato nel 1956 ma registrato ufficialmente nel 2022, sta riaprendo punti vendita negli aeroporti di Cagliari e Olbia. A Cagliari, in via Santa Croce, nel quartiere Castello, c'è un negozio aperto fino a mezzanotte, orari da città turistica moderna. E qui arriviamo a una notizia importante. Dal 1 dicembre 2025 l'Europa ha introdotto un nuovo sistema di indicazione geografica protetta, anche per i prodotti artigianali non agroalimentari. È un passaggio storico che può aiutare a distinguere il vero artigianato sardo dalle imitazioni industriali, dando tutela, riconoscibilità e valore economico ai manufatti autentici. Non è solo un marchio, è una presa di posizione culturale, è il riconoscimento che l'artigianato ha lo stesso valore dei prodotti alimentari tipici, che un tappeto di Samugeo ha lo stesso diritto di protezione del pecorino romano o del mirto. La Regione ha anche rilasciato una vetrina virtuale dell'artigianato dal 2014 che cataloga 500 prodotti tra ceramica, gioielli, intreccio, lapideo, legno, metalli, pellame, tessuti e vetro. È uno strumento fondamentale per dare visibilità globale a chi lavora in piccoli paesi dell'interno. Ci sono storie che dimostrano che un equilibrio tra tradizione e innovazione è possibile. A Samugeo 18 tessitrici producono 40 tappeti all'anno, ma hanno innovato collaborando con designer milanesi per creare borse con i P-Biones, vendute a 800 euro l'una su Farfetch. L'export è aumentato del 200% nel 2025. La lana delle pecore locali è biotracciata con codici QR che raccontano la provenienza e il processo di lavorazione. A Nule il campus Giovanna Maria vede 8 famiglie
che resistono producendo i tappeti dell'oceano, le stuoie di 3 metri per 4 che richiedono 18 mesi di lavoro. Hanno aperto un e-commerce che vende a collezionisti europei e organizzano workshop nelle scuole per creare reti. Al Muraz, il museo unico regionale dell'arte tessile sarda di Samugheo, c'è stata la mostra Designers, idee e progetti per artigianato sardo atto 2. Creativi e designer che collaborano con artigiani tradizionali. Il concorso a Nord Arte 2.0 ha visto progetti dove tessitori e falegnami lavorano insieme a giovani designer per creare oggetti che uniscono saperi, linguaggi e materiali diversi. A Nuoro, 25 studenti dell'Università di Alghero hanno studiato design e artigianato della Barbagia nel 2025, creando prototipi di tappeti ibridi stampati in 3D che fondono tecniche antiche e moderne. Ma attenzione, l'innovazione da sola non basta, restano problemi enormi che nessuna piattaforma digitale può risolvere. Una formazione insufficiente per i giovani, un divario digitale che penalizza le botteghe più piccole, difficoltà di accesso ai finanziamenti e soprattutto una perdita di interesse culturale, specialmente tra le nuove generazioni. Il 64% delle aziende sarde si definisce esordiente digitale o apprendista. Solo l'8% ha completato un buon processo di digitalizzazione. È come avere una Ferrari in garage ma non saper guidare. 200 microimprese sono a rischio estinzione dopo il 2020 per gli effetti del Covid, il turismo bloccato per 2 anni e una produzione insufficiente per i mercati globali. Senza una strategia culturale e sociale più ampia, la tecnologia rischia di essere solo una toppa, non una soluzione. C'è anche un rischio concreto di standardizzazione. I tappeti fake sardi prodotti in Cina stanno già invadendo i mercati online. La sfida è mantenere l'autenticità mentre si abbraccia il digitale. La Sardegna attira milioni di turisti ogni anno. Nel 2024 64.000 presenze estive hanno registrato un aumento del 19,6% rispetto al 2023. Il 47,3% erano stranieri. Le 5.941 imprese artigiane legate al turismo hanno generato un indotto enorme. Ma troppo spesso il racconto dell'isola si ferma al mare. E se invece il turismo diventasse un alleato dell'artigianato? Laboratori aperti, percorsi esperienziali, botteghe visitabili, storie raccontate. Non souvenir industriali, ma incontri veri. La regione punta a raggiungere il 20% di vendite digitali entro il 2026, ma il contatto umano resta fondamentale. Allora, torniamo alla domanda iniziale. L'innovazione può salvare l'artigianato tradizionale sardo o ne accelererà alla fine? La risposta è dipende. Dipende come sempre da noi. I numeri ci dicono due cose opposte. La crisi è reale. Solo 35 nuove imprese nel 2024. Cagliari che perde 144 attività. Mestieri che scompaiono. Ma la speranza esiste. L'e-commerce triplicato, i giovani che innovano, i fondi che ci sono, eventi come Tessingiu e la fiera di Mogolo che attirano migliaia di visitatori. L'innovazione da sola non salva nulla. Se usi l'e-commerce solo per vendere prodotti industriali mascherati da artigianato hai già perso. Ma se l'innovazione è al servizio della tradizione, se i giovani designer collaborano con i maestri tessitori, se le tecniche antiche vengono documentate e trasmesse attraverso strumenti moderni, allora sì, c'è un futuro. Il modello è chiaro: tecniche tradizionali al telaio, al tornio, alla fucina, design contemporaneo con forme, colori e usi moderni, mercati digitali per raggiungere l'e-commerce internazionale e soprattutto ricambio generazionale con giovani che ereditano i saperi. L'artigianato sardo non deve diventare un museo, non deve essere una cosa da vedere solo nelle mostre, deve vivere, deve evolvere, deve restare parte della nostra quotidianità. E questo accadrà solo se sosteniamo questi artigiani, comprandoci i loro prodotti, raccontando le loro storie, formando le nuove generazioni. Perché quando scompare un mestiere non scompare solo una tecnica, scompare un pezzo di noi. Se questo video ti ha fatto riflettere, condividilo, fallo vedere a chiunque ami la Sardegna e la sua cultura. Iscriviti al canale e scrivimi nei commenti. Secondo te, quale mestiere tradizionale sardo dovremmo salvare per primo? E credi davvero che il digitale possa essere la soluzione? Grazie infinite per essere rimasto fino alla fine. Continua a seguire l'Isola Informa e alla prossima con tanti altri video su problemi attuali o che potrebbero colpire la nostra Sardegna. Ciao! Immagina un mondo in cui la squisita maestria di generazioni semplicemente svanisce. Gli antichi mestieri della Sardegna, intrecciati da secoli di tradizione, sono oggi sull'orlo della scomparsa. Mestieri che non si imparano sui libri, ma guardando, ascoltando, ripetendo gesti millimetrici tramandati di padre in figlio, di madre in figlia. La domanda che ci tormenta è questa: possono gli strumenti della nostra era moderna, l'intelligenza artificiale, i social media, i mercati digitali, salvare questi saperi antichi? Oppure rischiano di accelerarne la fine, cancellando per sempre un'anima culturale unica e irripetibile?
Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi culturali più drammatiche della sua storia recente. E credimi, la risposta non è semplice come sembra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Prima di partire iscriviti e lascia un like. Scopriamo insieme come salvare i mestieri sardi prima che scompaiano. Come piace fare a me, inizio a parlarti dei numeri. E i numeri raccontano una storia molto preoccupante. Al primo trimestre del 2025 la Sardegna conta 33.718 imprese artigiane, il 20,3% del totale delle imprese regionali. Sembra un dato solido, giusto? Un tessuto produttivo che genera circa 2,5 miliardi di euro in valore aggiunto, quasi l'8% della ricchezza dell'isola. Ma dietro questi numeri si nasconde una realtà molto più fragile. Nei primi 3 mesi del 2025 abbiamo registrato 637 nuove iscrizioni contro 821 cessazioni. Il saldo è negativo di 184 imprese. È il peggiore degli ultimi 5 anni. Non è un'anomalia passeggera, è un trend che sta accelerando il declino dei mestieri manuali. E se allarghiamo lo sguardo agli ultimi anni, il quadro diventa ancora più drammatico. Secondo la CGIA di Mestre, la Sardegna ha perso oltre 10.000 artigiani. 10.000. Non è solo un numero economico, è una perdita culturale devastante. Perché quando scompare un artigiano, spesso scompare anche il sapere che custodiva. Il 2024 ha segnato un punto di svolta ancora più grave. Dopo anni in cui le imprese artigiane crescevano, tutto si è fermato. Il saldo positivo? Solo 35 nuove imprese. L'anno prima erano 442. Siamo crollati da 442 a 35. È come se qualcosa si fosse spezzato. L'artigianato artistico tradizionale sta affrontando una crisi strutturale senza precedenti. Parliamo dei tappeti tessuti a mano, delle bisacce in cuoio, della ceramica lavorata al tornio, dei gioielli in filigrana. Un calo dello 0,3% nel 2024 può sembrare poco, ma nasconde una realtà ben più grave: la mancanza totale di ricambio generazionale. I settori più colpiti sono il manifatturiero, che rappresenta il 17,4% della crisi, e il commercio artigianale, al 24,7%. La stragrande maggioranza delle imprese artigiane sarde è composta da micro e piccole strutture, spesso con meno di 9 addetti. La dimensione media resta bassissima, 2,4 addetti per impresa, troppo piccole per competere con le produzioni industriali low cost che arrivano dall'Asia e dall'Est Europa. Solo il 12% dei giovani under 30 entra nei laboratori tradizionali, 12%. La moda artigiana ha perso 8,7 miliardi di ricavi in Italia nel 2024, con un impatto sardo amplificato dai dazi statunitensi, dalla crisi dei consumi e dall'inflazione delle materie prime. La lana sarda è aumentata del 25%. Senza eredi, tecniche secolari come l'intreccio delle bisacce o la tintura naturale dei tappeti rischiano di interrompersi entro 10 anni. Non è un'ipotesi apocalittica, è una proiezione realistica. Parliamo dei tappeti sardi, quelli veri, tessuti a mano con lana locale di pecore sarde, cotone, lino e canapa. Usano tecniche uniche che non esistono da nessun'altra parte al mondo. I pibiones, quei grumi tridimensionali che creano una texture terrosa inconfondibile. I mattonisi con i suoi motivi geometrici squadrati. Il dentes, i denti di sega. Il battoro in posta, la tessitura piatta. I centri principali sono Samugheo, in provincia di Oristano, famosa per i pibiones con tinture naturali ricavate da piante come la quercia e la robbia, e da minerali come gli ossidi ferrosi. E poi c'è Nule, in provincia di Sassari, con il suo tappeto a stuoia del Goceano che porta motivi pastorali antichissimi. Le origini di questi tappeti risalgono alle influenze fenicie, bizantine e arabe. Era un'attività esclusivamente femminile, legata all'economia pastorale. Le donne tessevano tappeti, coperte, bisacce da soma, arazzi murali che avevano una funzione pratica: proteggere dal freddo delle montagne. A Samugheo la tradizione secolare resiste grazie a 15-20 tessitrici attive. Ma c'è un problema enorme. L'età media è 65 anni. 0 apprendisti under 40. 0. Quando queste donne smetteranno di tessere, chi continuerà? Una tesi di laurea del 2025 dell'Università di Cagliari ha proposto una valorizzazione norvegese, fondendo un design scandinavo minimale con la base dei pibiones, per aprire nuovi mercati nordici. È un tentativo disperato di dare un futuro a questa tradizione. Le produzioni abituali sono tappeti di 180x180 cm o 200x300 cm, con cotone per l'ordito e lana sarda per la trama. I tempi di realizzazione? Da 6 a 12 mesi per un solo pezzo. Le bisacce in cuoio derivano dall'economia pastorale nuragica e punica.
Erano oggetti funzionali per il trasporto ovino, intrecciati con i tappeti per decorare i boi durante sagre festive. Il processo è completamente manuale: concia vegetale con castagno o quercia, taglio a mano, cucitura con budello, motivi incisi o punzonati. La lavorazione della pelle fa parte di 200 microimprese artistiche a rischio. Le reti commerciali sono deboli, con l'80% delle vendite concentrate sui mercati locali. I ritmi industriali sono insostenibili. Una bisaccia richiede 40-60 ore di lavoro. A Nuoro i 12 lavoratori di cuoio e barbaricino si sono ridotti a 5 attivi nel 2025. L'export verso gli Stati Uniti è calato del 40% a causa dei dazi. Se ci tieni a salvare i mestieri tradizionali, iscriviti al canale e lascia un like. Il futuro dell'artigianato dipende anche da noi. Ma ora arriviamo al punto più interessante: la rivoluzione che sta accadendo sotto i nostri occhi. Le imprese sarde che vendono esclusivamente online sono triplicate, da 221 nel 2014 a 704 nel 2024, un aumento del 218,6%. Di queste, 150 sono dedicate a manufatti artigianali, tappeti miniaturizzati, bisacce di design, cuoio personalizzato. L'e-commerce ha superato le distanze insulari e valorizzato i prodotti tipici. Il boom si concentra nell'agroalimentare, che rappresenta il 60%, ma l'artigianato digitale copre il 25% del totale. Il fatturato online è cresciuto del 320% dal 2020. I settori emergenti includono l'informatica, la videosorveglianza e l'intelligenza artificiale, che rappresentano il 15%, ma sono i tessuti e il pellame che raggiungono gli Stati Uniti e la Germania attraverso piattaforme come Etsy e Amazon. Un esempio concreto: un laboratorio di Samugeo vende tappeti Pibiones moderni in formati di 100 x 150 cm, a prezzi che vanno dai 1.200 ai 2.500 euro su piattaforme digitali. I ricavi sono aumentati del 150% rispetto alle botteghe fisiche. La sfida principale rimane la standardizzazione doganale e la logistica insulare, che aumenta i costi di spedizione del 30%. Ma non è tutto digitale, ci sono eventi fisici che continuano a tenere viva la tradizione. Ad agosto 2025 a Samugeo si è tenuta la 58esima edizione di Tessingiu, la mostra storica dell'artigianato sardo, 58 edizioni, 50 espositori che hanno portato innovazione, fusione di ceramica, legno, pelle, metalli e gioielli. A Mogoro a settembre 2025 si è tenuta la 64esima edizione della Fiera di Artigianato Artistico, con l'evento Mestieri e Sapori del Passato. 40 espositori, 10.000 visitatori, con un focus specifico sul ricambio generazionale. Tantissimi giovani artigiani under 40 hanno partecipato con progetti innovativi, sperimentando accostamenti audaci tra materiali, forme contemporanee e usi moderni. E poi c'è stata la grande vetrina nazionale, Artigiano in Fiera a Milano, dal 6 al 14 dicembre 2025. 36 imprese sarde hanno esposto davanti a 1,5 milioni di visitatori, generando contratti per 2 milioni di euro. 500 contatti export sono stati raccolti da micro e piccole imprese che producono tappeti di Nule e Samugeo e cuoio di Nuoro. Ma le belle parole, si sa, non bastano. Servono investimenti reali. La Regione Sardegna ha approvato un disegno di legge il 4 settembre 2025 per ricostruire l'isola, l'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano, che era stato soppresso 20 anni fa. L'obiettivo è tutelare 300 saperi familiari a rischio estinzione, creando una casa comune per l'artigianato sardo. Il modello potrebbe diventare un esempio per l'Europa, con fondi europei per 50 milioni di euro. A gennaio 2025 è partito un avviso pubblico con 2 milioni di euro per il passaggio generazionale. Capisci il significato? Devono pagare le persone per continuare i mestieri dei loro nonni. I contributi arrivano all'80% delle spese, fino a 50.000 euro, 55.000 per le imprenditrici donne. Tutto per evitare che quando un maestro artigiano va in pensione le sue conoscenze se ne vanno con lui, per sempre. La Regione ha anche stanziato oltre 30 milioni di euro per le imprese artigiane, con contributi fino a 300.000 euro per imprese che coprono il 50% delle spese ammissibili, per investimenti in macchinari, software, siti web, brevetti e ristrutturazioni. Il marchio Isola, nato nel 1956 ma registrato ufficialmente nel 2022, sta riaprendo punti vendita negli aeroporti di Cagliari e Olbia. A Cagliari, in via Santa Croce, nel quartiere Castello, c'è un negozio aperto fino a mezzanotte, orari da città turistica moderna. E qui arriviamo a una notizia importante. Dal 1 dicembre 2025 l'Europa ha introdotto un nuovo sistema di indicazione geografica protetta, anche per i prodotti artigianali non agroalimentari. È un passaggio storico che può aiutare a distinguere il vero artigianato sardo dalle imitazioni industriali, dando tutela, riconoscibilità e valore economico ai manufatti autentici. Non è solo un marchio, è una presa di posizione culturale.
è il riconoscimento che l'artigianato ha lo stesso valore dei prodotti alimentari tipici, che un tappeto di Samugheo ha lo stesso diritto di protezione del pecorino romano o del mirto. La regione ha anche rilasciato una vetrina virtuale dell'artigianato dal 2014 che cataloga 500 prodotti tra ceramica, gioielli, intreccio, lapideo, legno, metalli, pellame, tessuti e vetro. È uno strumento fondamentale per dare visibilità globale a chi lavora in piccoli paesi dell'interno. Ci sono storie che dimostrano che un equilibrio tra tradizione e innovazione è possibile. A Samugheo 18 tessitrici producono 40 tappeti all'anno, ma hanno innovato collaborando con designer milanesi per creare borse con i pibiones, vendute a 800 euro l'una su Farfetch. L'export è aumentato del 200% nel 2025. La lana delle pecore locali è biotracciata con codici QR che raccontano la provenienza e il processo di lavorazione. A Nule, il campus Giovanna Maria vede 8 famiglie che resistono producendo i tappeti dell'oceano, le storie di 3 m x 4 che richiedono 18 mesi di lavoro. Hanno aperto un e-commerce che vende a collezionisti europei e organizzano workshop nelle scuole per creare reti. Al Murat, il museo unico regionale dell'arte tessile sarda di Samugheo, c'è stata la mostra Designers, idee e progetti per artigianato sardo atto 2. Creativi e designer che collaborano con artigiani tradizionali. Il concorso a Nodarte 2.0 ha visto progetti dove tessitori e falegnami lavorano insieme a giovani designer per creare oggetti che uniscono saperi, linguaggi e materiali diversi. A Nuoro, 25 studenti dell'Università di Alghero hanno studiato design e artigianato della Barbagia nel 2025, creando prototipi di tappeti ibridi stampati in 3D che fondono tecniche antiche e moderne. Ma attenzione, l'innovazione da sola non basta, restano problemi enormi che nessuna piattaforma digitale può risolvere. Una formazione insufficiente per i giovani, un divario digitale che penalizza le botteghe più piccole, difficoltà di accesso ai finanziamenti, e soprattutto una perdita di interesse culturale, specialmente tra le nuove generazioni. Il 64% delle aziende sarde si definisce esordiente digitale o apprendista. Solo l'8% ha completato un buon processo di digitalizzazione. È come avere una Ferrari in garage ma non saper guidare. 200 microimprese sono a rischio estinzione dopo il 2020 per gli effetti del Covid, il turismo bloccato per 2 anni e una produzione insufficiente per i mercati globali. Senza una strategia culturale e sociale più ampia, la tecnologia rischia di essere solo una toppa, non una soluzione. C'è anche un rischio concreto di standardizzazione. I tappeti fake sardi prodotti in Cina stanno già invadendo i mercati online. La sfida è mantenere l'autenticità mentre si abbraccia il digitale. La Sardegna attira milioni di turisti ogni anno. Nel 2024 64.000 presenze estive hanno registrato un aumento del 19,6% rispetto al 2023. Il 47,3% erano stranieri. Le 5.941 imprese artigiane legate al turismo hanno generato un indotto enorme. Ma troppo spesso il racconto dell'isola si ferma al mare. E se invece il turismo diventasse un alleato dell'artigianato? Laboratori aperti, percorsi esperienziali, botteghe visitabili, storie raccontate. Non souvenir industriali, ma incontri veri. La regione punta a raggiungere il 20% di vendite digitali entro il 2026, ma il contatto umano resta fondamentale. Allora, torniamo alla domanda iniziale. L'innovazione può salvare l'artigianato tradizionale sardo o ne accelererà alla fine? La risposta è dipende. Dipende come sempre da noi. I numeri ci dicono 2 cose opposte. La crisi è reale. Solo 35 nuove imprese nel 2024. Cagliari che perde 144 attività. Mestieri che scompaiono. Ma la speranza esiste. L'e-commerce triplicato, i giovani che innovano, i fondi che ci sono, eventi come Tessingiu e la Fiera di Mogolo che attirano migliaia di visitatori. L'innovazione da sola non salva nulla. Se usi l'e-commerce solo per vendere prodotti industriali mascherati da artigianato hai già perso. Ma se l'innovazione è al servizio della tradizione, se i giovani designer collaborano con i maestri tessitori, se le tecniche antiche vengono documentate e trasmesse attraverso strumenti moderni, allora sì, c'è un futuro. Il modello è chiaro. Tecniche tradizionali al telaio, al tornio, alla fucina, design contemporaneo con forme, colori e usi moderni, mercati digitali per raggiungere l'e-commerce internazionale e soprattutto ricambio generazionale con giovani che ereditano i saperi. L'artigianato sardo non deve diventare un museo, non deve essere una cosa da vedere solo nelle mostre, deve vivere, deve evolvere, deve restare parte della nostra quotidianità. E questo accadrà solo se sosteniamo questi artigiani, comprandoci i loro prodotti, raccontando le loro storie, formando le nuove generazioni. Perché quando scompare un mestiere non scompare solo una tecnica, scompare un pezzo di noi. Se questo video ti ha fatto riflettere, condividilo, fallo vedere a chiunque ami la Sardegna e la sua cultura.
Iscriviti al canale e scrivimi nei commenti. Secondo te, quale mestiere tradizionale sardo dovremmo salvare per primo? E credi davvero che il digitale possa essere la soluzione? Grazie infinite per essere rimasto fino alla fine. Continua a seguire l'Isola Informa e alla prossima con tanti altri video su problemi attuali o che potrebbero colpire la nostra Sardegna. Ciao! Immagina un mondo in cui la squisita maestria di generazioni semplicemente svanisce. Gli antichi mestieri della Sardegna, intrecciati da secoli di tradizione, sono oggi sull'orlo della scomparsa. Mestieri che non si imparano sui libri, ma guardando, ascoltando, ripetendo gesti millimetrici tramandati di padre in figlio, di madre in figlia. La domanda che ci tormenta è questa: possono gli strumenti della nostra era moderna, l'intelligenza artificiale, i social media, i mercati digitali, salvare questi saperi antichi? Oppure rischiano di accelerarne la fine, cancellando per sempre un'anima culturale unica e ripetibile? Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi culturali più drammatiche della sua storia recente. E credimi, la risposta non è semplice come sembra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di partire iscriviti e lascia un like. Scopriamo insieme come salvare i mestieri sardi prima che scompaiano. Come piace fare a me, inizio a parlarti dei numeri. E i numeri raccontano una storia molto preoccupante. Al primo trimestre del 2025 la Sardegna conta 33.718 imprese artigiane, il 20,3% del totale delle imprese regionali. Sembra un dato solido, giusto? Un tessuto produttivo che genera circa 2,5 miliardi di euro in valore aggiunto, quasi l'8% della ricchezza dell'isola. Ma dietro questi numeri si nasconde una realtà molto più fragile. Nei primi 3 mesi del 2025 abbiamo registrato 637 nuove iscrizioni contro 821 cessazioni. Il saldo è negativo di 184 imprese. È il peggiore degli ultimi 5 anni. Non è un'anomalia passeggera, è un trend che sta accelerando il declino dei mestieri manuali. E se allarghiamo lo sguardo agli ultimi anni, il quadro diventa ancora più drammatico. Secondo la CGIA di Mestre, la Sardegna ha perso oltre 10.000 artigiani. 10.000! Non è solo un numero economico, è una perdita culturale devastante. Perché quando scompare un artigiano, spesso scompare anche il sapere che custodiva. Il 2024 ha segnato un punto di svolta ancora più grave. Dopo anni in cui le imprese artigiane crescevano, tutto si è fermato. Il saldo positivo? Solo 35 nuove imprese. L'anno prima erano 442. Siamo crollati da 442 a 35. È come se qualcosa si fosse spezzato. L'artigianato artistico tradizionale sta affrontando una crisi strutturale senza precedenti. Parliamo dei tappeti tessuti a mano, delle bisacce in cuoio, della ceramica lavorata al tornio, dei gioielli in filigrana. Un calo dello 0,3% nel 2024 può sembrare poco, ma nasconde una realtà ben più grave: la mancanza totale di ricambio generazionale. I settori più colpiti sono il manifatturiero, che rappresenta il 17,4% della crisi, e il commercio artigianale al 24,7%. La stragrande maggioranza delle imprese artigiane sarde è composta da micro e piccole strutture, spesso con meno di 9 addetti. La dimensione media resta bassissima, 2,4 addetti per impresa, troppo piccole per competere con le produzioni industriali low cost che arrivano dall'Asia e dall'Est Europa. Solo il 12% dei giovani under 30 entra nei laboratori tradizionali, 12%. La moda artigiana ha perso 8,7 miliardi di ricavi in Italia nel 2024, con un impatto sardo amplificato dai dazi statunitensi, dalla crisi dei consumi e dall'inflazione delle materie prime. La lana sarda è aumentata del 25%. Senza eredi, tecniche secolari come l'intreccio delle bisacce o la tintura naturale dei tappeti rischiano di interrompersi entro 10 anni. Non è un'ipotesi apocalittica, è una proiezione realistica. Parliamo dei tappeti sardi, quelli veri, tessuti a mano con lana locale di pecore sarde, cotone, lino e canapa. Usano tecniche uniche che non esistono da nessun'altra parte al mondo. I pibiones, quei grumi tridimensionali che creano una texture terrosa inconfondibile. I mattonisi con i suoi motivi geometrici squadrati. Il dentes, i denti di sega. Il battorio in posta, la tessitura piatta. I centri principali sono Samugheo, in provincia di Oristano, famosa per i pibiones con tinture naturali ricavate da piante come la quercia e la robbia, e da minerali come gli ossidi ferrosi. E poi c'è Nule, in provincia di Sassari, con il suo tappeto a stuoia dell'oceano che porta motivi pastorali antichissimi. Le origini di questi tappeti risalgono alle influenze fenicie, bizantine e arabe. Era un'attività esclusivamente femminile, legata all'economia pastorale.
Le donne tessevano tappeti, coperte, bisacce da soma, arazzi murali che avevano una funzione pratica: proteggere dal freddo delle montagne. A Samugheo la tradizione secolare resiste grazie a 15-20 tessitrici attive, ma c'è un problema enorme: l'età media è 65 anni, zero apprendiste under 40, zero. Quando queste donne smetteranno di tessere, chi continuerà? Una tesi di laurea del 2025 dell'Università di Cagliari ha proposto una valorizzazione norvegese, fondendo un design scandinavo minimale con la base dei PB-Ones per aprire nuovi mercati nordici. È un tentativo disperato di dare un futuro a questa tradizione. Le produzioni abituali sono tappeti di 180x180 cm o 200x300 cm, con cotone per l'ordito e lana sarda per la trama. I tempi di realizzazione? Da 6 a 12 mesi per un solo pezzo. Le bisacce in cuoio derivano dall'economia pastorale nuragica e punica. Erano oggetti funzionali per il trasporto vino, intrecciate con i tappeti per decorare i boi durante sagre festive. Il processo è completamente manuale: concia vegetale con castagno o quercia, taglio a mano, cucitura con budello, motivi incisi o punzonati. La lavorazione della pelle fa parte di 200 microimprese artistiche a rischio. Le reti commerciali sono deboli, con l'80% delle vendite concentrate sui mercati locali. I ritmi industriali sono insostenibili. Una bisaccia richiede 40-60 ore di lavoro. A Nuoro i 12 lavoratori di cuoio e barbaricino si sono ridotti a 5 attivi nel 2025. L'export verso gli Stati Uniti è calato del 40% a causa dei dazi. Se ci tieni a salvare i mestieri tradizionali, iscriviti al canale e lascia un like. Il futuro dell'artigianato dipende anche da noi. Ma ora arriviamo al punto più interessante: la rivoluzione che sta accadendo sotto i nostri occhi. Le imprese sarde che vendono esclusivamente online sono triplicate, da 221 nel 2014 a 704 nel 2024.